attimo dopo lanciamo il secondo video per la seconda sessione di questa mattinata. Forum Rifiuti Free, innovazione, impianti e modelli a confronto. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Trentini, sono il fondatore e direttore tecnico della società Ideaplast. Ideaplast ormai da 30 anni si occupa di plastica. Bene, eccoci di nuovo in diretta per aprire questa seconda sessione dell'Ecoforum, molto ricca di interventi. Il futuro rifiuti free si raggiunge soltanto con innovazione, impianti e modelli che metteremo a confronto. Avremo anche degli ospiti per commentare le relazioni che ascolteremo. Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, che sarà in studio con noi, e collegato invece online il senatore Andrea Ferrazzi della Commissione Ambiente, che è anche vicepresidente della Commissione parlamentare sulle ecomafie. Ma entriamo nel vivo con la prima relazione, il primo intervento online. Do il benvenuto a Marco Bono di Cesare McImport. Ben trovato, buongiorno. Eccola, la ascoltiamo molto bene. Economia circolare vuol dire riuso, recupero, ma appunto abbiamo già detto innovazione tecnologica, e questo è particolarmente vero in tanti settori cruciali come quello dell'edilizia. C'è già un futuro presente che vale la pena raccontare? Sì, buongiorno, mi sentite? Sì, benissimo, prego. Grazie, intanto grazie di averci permesso di partecipare a questo evento a cui veramente teniamo moltissimo. È già presente, quindi con una semplice risposta credo di riuscire un po' a riassumere la situazione attuale. Il rifiuto da costruzione e demolizione è una cosa che già esiste, o meglio il riciclo di questo, il rifiuto insomma esiste da tantissimo, e è un mondo che si sta delineando sempre di più e che poi io nelle slide vi farò vedere, delinea un po' la situazione dei nostri tempi, quindi non voglio togliere nulla alle slide che vedrete dopo, dove vi spiegherò con molta più calma il tutto, però è già presente. Bene, prego, può cominciare a illustrare le slide. Bene, allora partiamo subito dal concetto principale, quindi io chiedo di andare direttamente alla slide numero 2. Nella slide numero 2 vedete un'immagine, vedete una demolizione. Allora, quando si parla di rifiuti, l'immaginario comune va direttamente alla differenziata, alla discarica, al rifiuto di casa. In realtà i rifiuti sono molteplici, i flussi che generano i rifiuti sono molteplici. Le persone normalmente che vanno a fare la spesa e che producono il rifiuto non pensano che nel settore della demolizione e della costruzione ci siano i rifiuti. Ovvio, se glielo chiedo magari dicono anche di sì, però diciamo che è abbastanza nascosto all'opinione
popolare il rifiuto da costruzione e da demolizione. Questi rifiuti fino a poco tempo fa andavano in discarica, punto, non c'erano altre soluzioni. Invece adesso, in una situazione in cui l'ambiente ce lo chiede, in un periodo storico come questo in cui stiamo vivendo, dove è necessario riciclare il più possibile, l'accezione del rifiuto che va in discarica sta via via cambiando, e non è un caso che sempre più aziende costruttrici di macchinari stiano producendo nuove linee e nuovi concept per dare nuova vita a questo tipo di materiali. Perciò anche questo settore, questo grande mondo chiamato C&D, Construction Demolition, si deve abituare a questo nuovo concetto della separazione, della selezione, del recupero e della valorizzazione dei rifiuti. Slide 3 per favore. Soprattutto alla ricerca di lavoro, sempre più gente si sta muovendo oggigiorno dall'ambiente rurale alle città. Abbandonano le campagne per andare verso le città dove ci sono più possibilità di lavoro e più servizi. Ovvio che le città via via stanno cambiando la loro fisionomia e quindi diventa necessario riconvertire delle aree urbane già esistenti. Si butta giù un piccolo palazzo per costruirne uno di più grande, aree destinate all'agricoltura che circondavano le città cominciano a popolarsi di nuovi edifici, e questo si può tradurre con produzione di rifiuti, perché mentre demolisco e mentre costruisco io sto producendo dei rifiuti. E se guardate l'immagine a destra, sormontata a quell'immagine dove si vedono le gru che costruiscono questi nuovi edifici, c'è un grafico in due colori, blu e rosso. Questa è una proiezione, è una delle tante fonti da dove, che si trovano tranquillamente online anche, che stanno dimostrando come la popolazione mondiale si stia via via spostando verso i centri urbani piuttosto che verso le aree rurali. E questo è un destino che continuerà a vedere numeri crescenti, perché inevitabilmente il lavoro e i servizi portano le persone a ricercare questo. Slide numero 4, grazie. Si diceva che durante la demolizione e la costruzione si generano inevitabilmente rifiuti questi che venivano mandati in discarica e che invece oggi possono essere valorizzati. Abbiamo legno, metalli anche molto importanti che hanno valori sul mercato molto interessanti, come possono essere il rame, plastiche, detriti, ghiaia, materiali che possono essere riutilizzati nel ciclo produttivo invece che essere smaltiti nell'ambiente così come stanno. Ecco, questo è un destino che si tenderà ad avere sempre più. Slide numero 5. Questo è un esempio di un layout di come si può ipotizzare un riciclo che può essere fatto in loco, quindi direttamente nel sito di demolizione o di costruzione, o meglio in impianti dedicati o in discariche in disuso. Ci sono delle macchine che fanno delle separazioni, chiamate vagli, che possono dividere le frazioni entro una certa misura e oltre una certa misura, separatori ad aria che riescono a soffiare e allontanare i materiali leggeri, come sono per esempio le plastiche, che poi potranno essere inviate ad esempio in un cementificio per produrre energia, deferizzatori che tolgono il ferro, separatori a correnti parassite che tolgono i metalli non ferrosi come il rame, come lo stagno, come l'ottone.
e altre tipologie di macchine che riescono addirittura a suddividere i polimeri o i cosiddetti rifiuti elettronici. Bene, ecco, se dovesse riassumere Marco Bono in una battuta, qual è l'orizzonte che ci attende immediato da questo punto di vista nell'innovazione tecnologica? L'innovazione tecnologica, diciamo che in questo momento vede il miglioramento delle tecnologie esistenti a livello di software e hardware. In realtà quello su cui tutti i più grandi produttori di macchinari si stanno concentrando è l'idea di creare un concept funzionale, quindi creare un pacchetto di macchinari che nel loro insieme riescono a ottenere il risultato, perché la macchina singola non è capace di darci il risultato che vogliamo, è un insieme. Grazie davvero a Marco Bono di Cesaro McImport. Anche l'innovazione tecnologica deve fare squadra, sistema e ha bisogno anche di novità normative, e proprio partendo dalle novità normative recenti che voglio chiamare in causa l'ingegnera Anna Oresica, manager di SIPA. Buongiorno, ben trovata e grazie per essere qui con noi. Ancora non è collegata con noi, quindi abbiamo... Buongiorno. Eccola, buongiorno. Sentite? La sentiamo, non riusciamo credo a vedere la sua immagine video però purtroppo. Non so se ha un problema di connessione o se ha la telecamera aperta, per cui non capisco come mai. Allora facciamo così, lei proviamo a risolvere il problema con la regia, resti collegata, la trasferiamo diciamo nel backstage di questo nostro evento in diretta. Arriveremo tra poco. Le filiere della plastica riciclata, lo ascolteremo, stanno crescendo, e un'esperienza significativa che vi vogliamo raccontare è quella di Ideaplast. Ascolteremo nel pomeriggio Giuseppe Contini, il marketing manager di Ideaplast, però vediamo insieme ora il video, il contributo video che ci è arrivato da Alessandro Trentini, che è fondatore e direttore tecnico di Ideaplast. Può partire il video? Buongiorno a tutti, sono Alessandro Trentini, sono il fondatore e direttore tecnico della società Ideaplast. Ideaplast ormai da 30 anni si occupa di plastica a 360 gradi e negli ultimi 10-12 anni si sta occupando attivamente della possibilità della raccolta di rifiuti plastici e della conversione della plastica da rifiuto in seconda vita. In Italia a livello di raccolta della plastica, del rifiuto plastico e della raccolta differenziata, con alcune differenze tra nord e sud, però siamo a livelli molto elevati. Purtroppo siamo ancora a bassi livelli per quanto riguarda la conversione della plastica in seconda vita, quindi l'utilizzo dei rifiuti plastici per produrre nuovi materiali, nuovi prodotti. Purtroppo in Italia oggi siamo solo circa al 30%, mentre invece altro 30% va a finire nelle discariche, il materiale che andiamo a raccogliere nella differenziata. Ideaplast a questo punto di vista si pone come partner per le aziende che hanno necessità di recuperare in seconda vita dei rifiuti plastici, o per quelle aziende che hanno necessità di utilizzare della plastica a seconda vita per la produzione di loro manufatti. Da anni ci occupiamo un po' come principio ispiratore di progetti ecosostenibili, per cui abbiamo sempre avuto nel nostro DNA questo concetto della possibilità di recuperare in seconda vita questo fantastico materiale che è la plastica, che può essere riciclato infinite volte. Chiaramente il processo di ottimizzazione della plastica a seconda vita oggi è molto importante. Diciamo che a livello di riciclo meccanico oggi abbiamo raggiunto livelli molto importanti. La nuova frontiera sarà quella del riciclo chimico e molecolare, che è una sfida che ci vedrà impegnata nei prossimi anni, che è quella praticamente di decomporre il materiale, di riportare il materiale allo stato di monomero e di ricomporlo da questo stato. Quindi noi siamo un pochettino fautori e pensiamo che nel futuro ci possa essere una famiglia di materie plastiche che derivano dal rifiuto in alternativa di quelle che derivano oggi dal petrolio. Quindi il rifiuto plastico va trattato e va gestito a secondo delle esigenze poi di chi dovrà utilizzarlo per la realizzazione di nuovi manufatti. È per questo che noi abbiamo sia qui a Lainate, nella nostra sede principale, che a Crotone, dove abbiamo una sede secondaria presso Plastilab,
avviato dei laboratori di sperimentazione sull'utilizzo e sulla trasformazione dei rifiuti plastici, proprio per essere vicini ai nostri clienti e dare la possibilità a chi deve trasformare, chi ha un rifiuto da convertire correttamente in seconda vita, di poterlo fare, o chi deve utilizzare una plastica a seconda vita per la produzione di manufatti, di poter avere un supporto tecnico importante. Solo in questo modo potremo incentivare l'utilizzo e la trasformazione e la soluzione del problema dei rifiuti plastici. Alessandro Trentini, fondatore e direttore tecnico di Iriaplast, com'è possibile un'impresa che fa produzioni tradizionali di mercato si riconverta verso l'economia circolare? Abbiamo ripristinato anche il collegamento video con l'ingegnera Anna Orecica, manager di SIPA, che ringrazio. Buongiorno. La vostra azienda da poche settimane può beneficiare di una opportunità offerta dall'innovazione normativa, e cioè l'utilizzo del 100% di PET riciclato per fare bottiglie, perché in Italia era impossibile farlo prima. La vostra è un'azienda già pronta, ecco, che cosa vi attendete dal mercato? Buongiorno a tutti. Intanto 2 parole sulla SIPA per chi non ci conosce. Appunto noi siamo tra i leader di fornitori di linee complete per l'industria del beverage, in plastica, in PET soprattutto. Da circa 40 anni quindi forniamo impianti in tutto il mondo per la produzione di packaging, con sede a Vittorio Veneto. Appunto con l'impianto nuovo che abbiamo sviluppato, che si chiama Extreme Renew, noi siamo in grado di proporre packaging 100% riciclato da PET, partendo dalle scaglie di bottiglie raccolte sul mercato e trasformandole di nuovo in preforme, ovvero bottiglie da immettere di nuovo sul mercato. Io ho anche qualche esempio di questi packaging che abbiamo già implementato in Giappone. Abbiamo ben 3 impianti che funzionano e che producono già queste bottiglie, però fino a poco tempo fa in Italia avevamo appunto il limite del 50%, mentre il nostro impianto è in grado di produrre packaging fino al 100% di contenuto riciclato. Qui ho altri esempi di bottiglie che sono state realizzate appunto con questo macchinario. Potete vedere le preforme che sono, diciamo, uno stadio intermedio della produzione delle bottiglie. Queste poi vengono soffiate in bottiglie. So che ha delle slide da farci vedere, vero? Se le vuole chiamare così le facciamo scorrere. Sì, un attimo. Sono partite. Potete far vedere il video velocemente dell'impianto? Va bene. Chiedo alla regia di lanciare il video, se è possibile. Prego. Ecco, quindi come avete potuto notare nel video appena trasmesso, questo è il macchinario che produce il packaging al 100% di PET riciclato, è già disponibile sul mercato, lavora appunto in Giappone e come vantaggi siamo riusciti a ridurre rispetto ai sistemi di riciclaggio meccanico tradizionale l'energia elettrica del circa 30%,
riducendo al contempo anche le emissioni di CO2 di quasi 80%. In quanto a logistica e trasporti abbiamo una riduzione del circa 20% rispetto al processo tradizionale, perché noi partiamo direttamente dalla scaglia e produciamo la bottiglia tutto in un ciclo unico, di fatto riducendo anche il peso del contenitore grazie alla tecnologia permessa da questo macchinario che si chiama Extreme Renew. Concludo dicendo che l'anno scorso abbiamo vinto anche 2 prestigiosi premi per questo sviluppo. Uno è il World Star Packaging Awards a maggio dell'anno scorso a Praga, dove potete vedere tutti i partecipanti a questo sviluppo importante. Il nostro presidente dottor Zoppas assieme all'azienda austriaca Erema, che è nostra partner per la parte di decontaminazione della scaglia, e i nostri partner giapponesi, dove abbiamo appunto installato i primi 2 impianti, nonché il premio per lo sviluppo sostenibile sempre nel 2019 a Rimini per appunto questo macchinario sostenibile per la produzione di packaging in PET. Grazie davvero di cuore all'ingegnera Anna Orecica, manager di SIPA. Chi ci ha ascoltato avrà colto il fatto che in Giappone erano già attivi in funzione 3 impianti e che per mandare in produzione con l'italiano c'è voluto un po' di fatica per dei vincoli, degli ostacoli non tecnologici, si chiamano così. Ce ne sono diversi di ostacoli non tecnologici da superare. Se c'è una filiera che ha già raggiunto risultati da primato, quella della plastica, come vedete, ha grandi opportunità di crescita, è quella della carta, ma non solo. È collegato con noi Lorenzo Poli, che è presidente di Assocarta. Buongiorno, ben trovato. Nei giorni scorsi, insieme a Legambiente, avete presentato il vostro 21esimo rapporto ambientale. Ecco, quali sono i prossimi obiettivi di Assocarta, presidente, e gli ostacoli da superare? Buongiorno, la ringrazio il presidente Legambiente Veneto Lazzaro per averci invitato a dire la nostra a questo forum. Quando si parla di rifiuti free e di futuro di rifiuti free, credo che Assocarta possa dire la sua e essere sempre in prima linea. Lasciatemi dire, se possiamo andare avanti con le slide, lasciatemi dire 2 numeri su cosa è Assocarta in Veneto, perché la produzione cartaria del Veneto è decisamente importante sul contesto nazionale. In Veneto si produce circa il 20% della carta e del cartone made in Italy, con un utilizzo di circa 1/5 della carta da riciclare raccolta nel nostro paese. Tenete conto che la raccolta differenziale di carta pro capite è di 60,8 kg in Veneto a fronte di una media nazionale di 57. Se andiamo alla slide successiva si può anche apprezzare come il Veneto sia la seconda regione d'Italia per il numero di siti produttivi di carta e come dicevo prima con il circa il 20% di carta prodotta. Però per fare una buona carta poi servono anche dei mastri cartai, e mi piace così ricordare come nel Veneto abbiamo anche, se possiamo dare la slide numero 3 per cortesia, abbiamo anche un polo di eccellenza di formazione cartaria, che è la scuola cartaria San Zeno, che abbiamo presso l'Istituto Salesiano San Zeno dei Salesiani a Verona, dove c'è questa scuola collegata con l'associazione di formazione cartaria FC, dove da 25 anni formiamo i futuri specialisti del settore cartario, sia a livello nazionale sia a livello regionale. Tenete conto che questa scuola è riuscita a formare, abbiamo tagliato poche settimane fa, il traguardo dei 4.000 tecnici formati, e se la slide può andare a quella interessante, si può vedere come nel Veneto di questi 4.000 tecnici cartari se ne siano formati 1.600, sempre a testimonianza di quanto Assocarta e quanto il settore stiano facendo per il territorio. Se andiamo a parlare un po' invece del discorso di impatto ambientale, è bello ricordare come la filiera della carta produce un biomateriale che poi viene riciclato dallo stesso comparto, pensate con un tasso di circolarità medio
del 57%, cioè ogni 100 tonnellate di carta prodotta, 57 sono realizzate con carta da riciclare. Pensate che nel settore dell'imballaggio addirittura il tasso di riciclo è arrivato all'81%, andando a superare di gran lunga quelli che sarebbero gli obiettivi della direttiva 852 per il 2025. L'Italia occupa il terzo posto a livello europeo per l'utilizzo di carta da riciclare. Questo secondo gli amici, come fonte secondo gli amici del Comieco, che sapete essere il consorzio preposto alla raccolta di questi tipi di materiali. Sempre come scopo di mercato è sempre bene ricordare che su scala europea 4,5 milioni di tonnellate di imballaggi, quindi il 25% del totale circolante, potrebbero essere sostituiti da imballaggi di fibra cellulosica o prevalentemente cellulosica. E per questo in Italia il potenziale solo sul mercato nazionale si classifica pari a 600.000 tonnellate di sostituzione con materiale non rinnovabile e non riciclabile. La cosa poi interessante è che per fare tutte queste tonnellate la materia prima proprio ce l'abbiamo, perché l'Italia che è forse il polo di eccellenza europeo per la raccolta del macero, della raccolta differenziata in Europa, viene ad avere oggi un surplus di raccolta e quindi di materie prime disponibili, e per questo sono benvenute nuove avventure, nuovi utilizzi. Siamo rimasti diciamo orfani di quello che era il mercato asiatico, di quella che era la Cina, che tanto ci portava via del nostro macero, ma in definitiva ci ha fatto anche il favore di lasciarci delle materie prime, di lasciarci il nostro bosco, il bosco che tutti i giorni raccogliamo e di cui siamo veramente maestri nel riutilizzo. È vero, grazie. Enrico prima mi ha ricordato che la settimana scorsa abbiamo presentato con gli amici di Legambiente, con cui Assocarta ha una partnership molto forte e direi molto costruttiva, il 21esimo la 21esima edizione del rapporto ambientale. Pensate, come associazione è 21 anni che mettiamo in chiaro e così a disposizione del pubblico tutti i nostri dati ambientali, tutti i nostri indicatori. Tutti indicatori che poi hanno dato anche la soddisfazione di vedere negli anni migliorare il trend e migliorare tutti quelli che sono i KPI ambientali dei nostri stabilimenti. Ecco, così, Presidente Poli, andando verso le proposte di Assocarta per ascoltarla in conclusione del suo intervento, quale si sente di sottolineare con forza oggi qui dal Veneto? Beh, ci serve un contesto normativo che non è mai abbastanza favorevole e abbastanza propositivo. Noi ci troviamo sempre a lottare contro un ingessamento burocratico nello sviluppare i nostri progetti. È chiaro, adesso parlano tutti di decarbonizzazione, le cartiere sono un veicolo meraviglioso per questo. Certo, ci dobbiamo confrontare con dei regolamenti che devono migliorare. Possiamo parlare sempre di utilizzare molto di più il nostro macero, per esempio apriamo a tutta l'industria alimentare il discorso della carta riciclata. L'Italia, unica regione europea, l'unica nazione europea che ancora non lo ha fatto. E parliamo di cosa fare dei nostri scarti, perché le cartiere sono un veicolo di economia circolare meraviglioso e perfetto. Pensate a quanto potremmo utilizzare meglio i nostri fanghi, visto che per fare carta serve tantissima acqua, i nostri fanghi di depurazione per fare biogas, per fare bioenergia. Pensate ai nostri scarti, quando uno utilizza carta da macero, poi alla fine comunque inevitabilmente scarta una plastica che può essere pulita e preparata per diventare di nuovo plastica, quindi essere riciclata, ma anche qui serve un minimo di contesto normativo, oppure può essere termovalorizzata all'interno stesso della cartiera. In fondo lo fanno in tutta Europa, producendo calore, visto che noi di calore ne utilizziamo tanto e utilizziamo fonti di energia alternative. Grazie davvero a Lorenzo Poli, presidente di Assocarta, perché mi consente ora di fare delle domande abbastanza puntuali ai due ospiti che abbiamo con noi, a Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, che è qui in studio e che vorrei chiamare da subito in causa con una domanda che ha a che fare con delle 12 sfide di Legambiente, cioè garantire l'avvio, agevolare l'avvio di nuovi impianti per il recupero, quindi nuovi impianti per l'economia circolare, e l'altra quella di istituire veri e propri tavoli di concertazione tra le filiere. Le condivide queste proposte?
Certamente, io sono stato ancora nel 2015 relatore in aula del piano regionale di rifiuti, sono passati appena 5 anni, ma è cambiato il mondo, insomma, all'epoca non si parlava di economia circolare, oggi l'economia circolare, lo vediamo attraverso anche le nostre aziende, è una realtà che merita di essere normata, una realtà che merita di essere anche seguita e accompagnata, soprattutto accompagnare le imprese in questa importante fase. Il Nord Italia, in particolar modo il Nord-Est, oggi sta dimostrando di avere questa capacità imprenditoriale. Molte sono le aziende che si stanno avvicinando a questa nuova filiera della produzione, ad un'innovazione sempre più spinta, però oggi mancano le normative, in parte regionali, in parte statali. Ovviamente noi stiamo iniziando il lavoro per la redazione di un nuovo piano di rifiuti a livello regionale, dove sicuramente dovrà prevedere questo tipo di economia circolare, ma soprattutto oggi c'è l'esigenza di realizzare delle vere e proprie piattaforme, delle piattaforme per la gestione del rifiuto, una programmazione molto attenta, però oggi quello che chiedono le aziende è anche la tracciabilità dei processi e poi le certificazioni, perché spesso le aziende hanno le idee, hanno le innovazioni, però oggi il problema principale del mondo dell'innovazione è proprio la filiera produttiva, e su questo settore noi sicuramente dovremo lavorare fin da subito. A luglio di quest'anno abbiamo approvato la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Veneto, siamo stati una delle prime regioni ad approvare questo importante documento, però ancora molto c'è da fare, soprattutto in una delle regioni più industrializzate d'Italia, che è più adatto all'economia di questo paese, ma che oggi sta pagando anche il conto da un punto di vista dell'inquinamento e purtroppo delle tante situazioni difficili che abbiamo all'interno di questo territorio. Grazie davvero a Nicola Finco. Così nel frattempo Gigi Lazzaro tiene appunta, diciamo, la disponibilità a farsi carico per l'apertura di questi veri e propri tavoli, no, dell'economia circolare. Senatore Andrea Ferrazzi, io invece la voglio chiamare in causa, prima di cederle la parola, con una domanda che facciamo in diretta e che ha a che fare con la semplificazione e con nuove norme. Ha ascoltato, in Italia, unico paese in Europa, non si può utilizzare per scopi nei packaging alimentari la carta da macero. Ecco, la carta riciclata. È pensabile che si riesca a superare questo gap come si è fatto con il PET riciclato? Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente Lazzaro che mi ha invitato, sono qui molto volentieri per un lavoro molto importante che stiamo facendo a livello nazionale anche con Legambiente. La semplificazione è uno dei punti fondamentali del nostro progetto Paese. Si collega naturalmente con tutto il sistema normativo nazionale, si collega ancora di più con la necessità di introdurre, di inserire in maniera organica tutta la questione dei rifiuti, del piano industriale per i rifiuti all'interno del Recovery Fund, oltre naturalmente che dei fondi nazionali. Devo anche dire che in questi 2 anni e mezzo di lavoro legislativo molti passi avanti li abbiamo fatti. Ho avuto modo come relatore del tutto il pacchetto per il recepimento nel nostro ordinamento del pacchetto sull'economia circolare, in particolare di 2 più importanti, quello della discarica e quello degli imballaggi, di operare insieme ai colleghi e un sacco di associazioni, ordini in questa direzione, e oggettivamente il pacchetto che abbiamo recepito dall'ordinamento europeo secondo la legge del Parlamento europeo del 2018 è stato un importante passo in avanti, così come la legge della delegazione europea, quella votata in Parlamento 20 giorni fa, è stato un passo in avanti con il nostro emendamento, quello sulla SUP, no? Quello sui prodotti in plastica monouso che sono stati vietati dal luglio del prossimo anno, ma contemporaneamente abbiamo incentivato i biodegradabili compostabili monouso e quelli con una crescente percentuale di materia vergine, cioè da una parte lavori sull'ambiente per creare dei limiti, dei vincoli, ma dall'altra agevoli sviluppi con politiche di incentivazione anche fiscale, per esempio tutta la trasformazione, premiando tutta la catena di valore che vede nel nostro paese queste aziende assolutamente all'avanguardia. Così come lei ricordava, la normativa sul PET al 100%. Questo è stato un mio disegno di legge che poi è trasformato in emendamento nel DL agosto e che è diventato appunto una norma del nostro paese e ha semplicemente, posto uno stop definitivo a una cosa assurda che vedeva appunto, è stata già spiegata prima da una delle aziende che produce macchinari a livello mondiale, non poteva vendere nel nostro paese, ma lei non sa le difficoltà che ho trovato, gli ostacoli che ho trovato,
in questo ha dato una mano anche Legambiente, devo dire, perché abbiamo dovuto fare delle forzature anche presso ministeri che ponevano delle questioni insensate, dicendo che non si poteva fare dal punto di vista sanitario, quando contemporaneamente importavamo dall'estero milioni di bottiglie esattamente con quelle caratteristiche, piene di bibite, follie di questo tipo. È del tutto evidente che c'erano degli interessi sotto che si erano messi di traverso, ma che abbiamo con una certa energia, diciamo, superata. L'altra questione che vorrei riprendere, e chiudo, dal punto di vista normativo, lo riprendo da uno degli interventi che ho sentito prima sull'economia circolare legati alla riconversione delle aree urbane, che è un tema altrettanto importante. Io sono il primo firmatario di un disegno di legge sulla rigenerazione urbana che non solo è già incardinato in commissione del Senato, ma abbiamo già finito tutte le audizioni, abbiamo fatto un accordo organico di maggioranza Camera e Senato e anche col Governo perché questo disegno di legge diventi legge. Ebbene, in questo c'è il tema, per esempio, dell'abbattimento, io l'ho chiamata provocatoriamente, ma neanche troppo, e la rottamazione edilizia. Noi abbiamo delle brutture edilizie nelle nostre città degli anni 60-70 che non sono più tollerabili. È del tutto evidente che questo spingerà da una parte la riqualificazione dei centri urbani e anche delle periferie, e dall'altra parte il riutilizzo di tutto il materiale, ed è evidente che quello di cui state parlando oggi cade appieno in questa normativa. Grazie al senatore Andrea Ferrazzi. Il senatore Andrea Ferrazzi e Nicola Ficco restano con noi, quindi avremo modo di ascoltarli di nuovo più avanti. Si conclude così la prima parte di questa seconda sessione. Adesso ne apriremo un'altra che sarà dedicata a nuovi materiali che hanno una lunga storia come le bioplastiche, a nuove filiere dell'economia circolare. Possiamo vedere insieme questo video che la introduce. Bene, eccoci tornati in diretta. Coinvolgiamo da subito Armido Marana, che è vicepresidente di Assobioplastiche. Alcuni riferimenti li ha già fatti il senatore Ferrazzi nel suo intervento alla fatica che ha dovuto spendere per favorire determinate filiere di riciclo. Ecco, quale futuro c'è in Italia e in Europa per le bioplastiche, anche alla luce della direttiva europea sulla riduzione del monouso, e che difficoltà ci sono da superare? Prego. Si può parlare? Può intervenire. Armido Marana è collegato con noi. Le ho lasciato la parola, può cominciare il suo intervento. Prego. Direi che per quanto riguarda noi la ascoltiamo, se lei parla abbiamo qualche problema di collegamento audio, casomai scorriamo. Sì, noi la stavamo sentendo. Prego. Mi sentite? Sì, prego. Ah, perfetto. Ma dicevo, quanto riguarda le bioplastiche, c'è un atteggiamento europeo strano che è dato dalla SUP, un
la SUP che ci ha liberato la strada dopo l'emendamento che ha citato prima il senatore, che è stato votato un po' il mese scorso dal Senato, in cui apre alle bioplastiche come alternativa alla messa al bando di alcuni prodotti monouso. Direi che le bioplastiche nel loro complesso oggi rappresentano un'industria decisamente interessante. Uno dei punti peculiari che contraddistingue l'industria italiana in un panorama internazionale. Nel nostro paese, nella nostra regione, parlando del Veneto, le bioplastiche oggi hanno una situazione abbastanza strana, nel senso che abbiamo la necessità di omogenizzare gli impianti di trattamento. Dopo di me parlerà per esempio Sesa, che riesce a trattare le bioplastiche ormai da alcuni anni e le tratta tutte nella sua complessità. Ci sono alcune aree dove mancano impianti di trattamento del packaging in bioplastica. Altresì bisogna dire che bisogna regolamentare e bisognerebbe inquadrare bene quali prodotti e quali manufatti bisogna fare in bioplastica. Noi di Assobioplastiche diciamo sempre non possono diventare la panacea dei problemi della plastica. Ogni filiera deve farsi carico del riciclaggio dei propri prodotti. SIPA abbiamo visto che ha prodotto un impianto che può generare il PET riciclato. Ebbene, le bottiglie è meglio che vengano sempre fatte in PET se vengono realizzate e poi vengono riciclate. La nostra associazione, la filiera che noi difendiamo, è quella che promuove prodotti che nel corso della loro vita entrano a contatto con prodotti organici e sono destinati al compostaggio. Noi parliamo di prodotti in bioplastica destinati, certificati secondo la norma 3C432 e che porta i prodotti a diventare compost. Oggi ci sono degli impianti di trattamento che non sono adeguati al trattamento dei prodotti ricidi, come li definiamo noi, o quelli del food service, posate, piatti, contenitori, eccetera. Quando invece ci sono impianti che hanno dimostrato che questa cosa si può fare. Il superamento di ciò che la SUP metteva al bando attraverso l'approvazione dell'emendamento della legge di delega varato dal Senato qualche settimana fa, apre non solo all'Italia ma ad altri paesi europei all'utilizzo dei nostri prodotti come alternativi. C'è da dire poi che l'aiuto che il sistema può dare deriva anche dall'approvazione, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 2 settimane fa dello statuto di Biorepac, il nuovo consorzio che si pone come 7° consorzio sotto l'ombrello del CONAI, che dovrà gestire tutta la filiera del compostabile. Diciamo che il contributo di tutto questo dovrebbe quantomeno sistemare, anche se la strada è ancora un po' impervia, quantomeno sistemare a livello normativo la possibilità di aprire il nostro comparto, che direi molti paesi fuori dall'Italia ci guardano con un estremo interesse, perché qui si stanno ponendo le basi per un nuovo New Green Deal, come dicono in Europa. Noi riteniamo che la produzione dei nostri manufatti possa essere veramente un contributo notevole all'economia circolare. Vedremo come va. Mi sembra che finora, dal punto di vista della politica, ci sia stata, anche se con qualche difficoltà, una chiara intesa in questo. Si tratta di mettere a punto delle situazioni e gestirle. Teniamo presente che dobbiamo gestire una transizione dalla plastica tradizionale alle bioplastiche, e le transizioni che significano investimenti che necessitano tempi di studio, di applicazione e di ammortamento degli impianti hanno bisogno di tempo, ma non è il tempo che ci deve spaventare, bensì una programmazione attenta con degli obiettivi chiari e definiti, in modo che gli imprenditori che nel settore da 20 anni stanno investendo e oggi sono all'avanguardia a livello internazionale possano andare avanti senza dubbi sugli investimenti che devono essere effettuati. Bene, grazie di cuore ad Armino Marana, vicepresidente di Assobioplastiche.
durare nel tempo, è una certezza per chi investe che è fondamentale, quella di poter far conto su strategie che durano nel tempo. Ha già citato Marana l'esperienza di SESA come un'esperienza eccellente anche dal punto di vista del recupero delle cosiddette bioplastiche rigide. Francesco Codato è collegato con noi, che è direttore tecnico di SESA, che ringrazio per essere qui con noi. Prima di ascoltarla le voglio fare questa domanda: voi avete messo a punto una serie di tecnologie che sembrerebbero essere davvero soluzioni win-win, no? Dalla produzione di biometano al CO2 utilizzata per uso agroalimentare al compost di qualità per le coltivazioni biologiche. Ma è davvero così? È win-win per tutti? Grazie, buongiorno a tutti. Sì, è così perché noi stiamo sviluppando queste tecnologie e sperimentando anche nuove tecnologie da diverso tempo. SESA sta lavorando sullo sviluppo inizialmente partita dal biogas, quindi dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e adesso ha sviluppato una ulteriore trasformazione che riguarda la produzione del biometano. Il nostro è un polo tecnologico integrato proprio perché cerca di applicare i principi dell'economia circolare, parte dalla raccolta del rifiuto, e qui avremo molto da aggiungere, da spiegare sulla base delle esperienze di ormai ventennali fatte da molti comuni in Italia, la maggior parte, mi auguro, e oggi sono arrivate ad ottenere un materiale di ottima qualità da un punto di vista sia della quantità raccolta, ma soprattutto della presenza di materiali non conformi. Ecco, so direttore che ha delle slide da far vedere, le cominciamo a far scorrere? Io comincerei, se non so a chi devo dire. Parli in diretta, è seguito dalla regia, non si preoccupi. Ok, allora avanti con la prima slide. Ecco, prego, dopo la presentazione. Potete andare avanti con le slide, immagino. Io non la vedo. Non si preoccupi, lei le chiami in base all'elenco che ha fatto, sono le slide dove vediamo delle foto, delle immagini. Sì, sì. Ok. Ci siamo? Sì, sì. Bene, riassumo brevemente quello che è l'attività di SESA nel campo del trattamento integrato dei rifiuti di frazione organica, perché SESA pratica già la raccolta per diversi comuni di 2 consorzi del Principadova e riceve da altri comuni, da maggior parte del territorio veneto ed extraregionale. Noi abbiamo un impianto che parte da un processo anaerobico, quindi ci permette di raccogliere del materiale per produrre biogas, da cui poi in parte continuiamo a ricavare energia elettrica, come avevo accennato prima, cioè energia che viene utilizzata per gli autoconsumi interni e una parte viene ceduta in rete. Ma non solo, noi ricaviamo anche energia termica che serve sia ai nostri processi industriali ma anche per il riscaldamento di numerose utenze del comune di Este. Abbiamo infatti una rete di riscaldamento importante di circa 12 km che va a raggiungere le più importanti utenze civili e industriali. Poi noi abbiamo una filiera importantissima perché, come sapete, la frazione organica contiene anche acqua, contiene la maggior parte acqua, quindi abbiamo una filiera di trattamento dell'acqua importantissima perché è fatta con impianti ad altissimo contenuto tecnologico che ci permette di riutilizzarla senza consumi ulteriori esterni. Quindi l'acqua è fondamentale per i processi biologici, l'acqua è il principio di vita, pertanto è la base della nostra attività. Abbiamo inoltre tutti i mezzi adibiti a servizio di raccolta e trasporti che sono alimentati a biometano. Il biometano quindi è la fonte di oggi più importante per il recupero dell'energia dai rifiuti e ci permette di alimentare tutti i nostri mezzi non consumando gasolio, ma avendo anche un surplus da immettere in rete. Lo immettiamo nella rete di trasporto che poi va ad altri utilizzatori. Passerei a seconda diapositiva, grazie.
cosa lavoriamo? Lavoriamo principalmente la frazione organica. La frazione organica che qui vedete che è composta sia da materiali vegetali, legnosi, per noi sono la base, sono materiali strutturanti, e materiali organici che in primis ci possono dare con la fonte di carbonio il biometano. Bene, se possiamo scorrere le slide un po' più velocemente, direttore, così da andare verso le conclusioni del suo intervento. Passerei alle modalità di raccolta, slide numero 3. Qui introduciamo e continuiamo a lavorare sul tema anticipato dal dottor Marana delle bioplastiche. È importantissimo perché siamo partiti dal sacchetto compostabile, col marchio ce ne sono diversi e qui ne abbiamo indicato uno, e arriviamo anche a poter lavorare le plastiche rigide compostabili, perché il nostro impianto ci permette sia nella fase iniziale di digestione aerobica ma soprattutto a completamento con la fase di compostaggio aerobico di lavorare e trasformare tutte queste matrici importantissime perché possono essere recuperate. Bene, se andiamo avanti ancora con le slide. Quarta diapositiva, i controlli di qualità. Arrivo poi al tema nostro che è l'ammendante ad uso biologico. Abbiamo un controllo di qualità importantissimo che viene fatto sia in fase contrattuale, in fase preliminare, ma anche e soprattutto all'impianto. Abbiamo un'organizzazione che ci permette di effettuare analisi merceologiche on time su tutti i conferimenti e pertanto siamo in grado di avere un controllo importantissimo sulla qualità delle raccolte. Alla diapositiva che riguarda gli ammendanti. Andiamo a concludere, direttore, grazie. L'ammendante compostato verde biologico, perché in questo momento noi stiamo sviluppando una filiera specifica. L'azienda è iscritta all'albo produttori di fertilizzanti, è iscritta al marchio CIC. Perché l'ammendante compostato verde? Perché è una nicchia che inizialmente non veniva molto coltivata in quanto il materiale vegetale serviva principalmente come strutturante per i processi organici di compostaggio. Adesso, ricavando una quota di energia di carbonio in energia da biometano, ci rimane la disponibilità di una maggior quantità di ammendante vegetale. Noi lo possiamo utilizzare in culture specifiche ad alto valore aggiunto, quindi culture in serra, colture di frutta, in particolare passerei alla ultima diapositiva. Abbiamo anche una produzione di ammendante vegetale biologico pellettato che permette di ottimizzare i consumi e la distribuzione, in quanto, come vedete dalla diapositiva, permette di andare proprio nell'interfila, quindi su tutte quelle coltivazioni biologiche e ad alto valore. Anche in questo caso vedete un vigneto o un frutteto dove si può andare con macchine, con meccanizzazione che usa il pellettato. Noi possiamo ottimizzare questa produzione e dare un valore aggiunto anche all'agricoltura. Beh, grazie per aver risposto alla mia domanda con degli esempi concreti e pratici. È veramente win-win questa strategia, bisogna promuoverla e diffonderla. Prossimo intervento, ringrazio per essere qui con noi Marta Schiraldi, che dirige tutta l'area technical e quality di Nespresso Italia, è collegata con noi. Prima di ascoltarla, anche lei ha delle slide che la accompagnano, riguarda le cialde ad uso domestico, ed la cosa importante è quella di avere da lei un contributo che ci aiuta a ragionare sulle difficoltà che dobbiamo superare. Marta Schiraldi. C'è stato un ritorno di audio da questo computer, perdonateci. Grazie Enrico, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, bene, prego. Grazie dell'invito. Sì, ho qualche slide, è con grande onore che partecipo volentieri a questo dibattito e oggi in questi minuti che ho a disposizione ho il piacere un po' di portarvi con me nel viaggio di sostenibilità di Nespresso in Italia. Quindi se possiamo iniziare dalla regia con la prima slide, vi ringrazio. Parliamo appunto di economia circolare, di innovazione di impianti e Nespresso in Italia ha iniziato dal 2011 proprio in Italia a impostare un sistema di recupero del riciclo delle proprie capsule di caffè post consumo e quindi fa dell'economia circolare un principio che segue tutte le scelte lungo tutta la filiera.
Il nostro sistema di riciclo è come una storia magica e si chiama proprio da chicco a chicco, perché da un chicco di caffè riusciamo a trasformarlo in un chicco di riso. Non vedo le slide. Le vengono seguite dalla regia, è un piccolo problema che abbiamo di collegamento tra voi che andate in diretta alla piattaforma, ma può andare avanti Marta Schiraldi senza problemi. Le segua il suo racconto e la regia l'accompagnerà passo passo. Perfetto, ecco, come vi dicevo, il nostro progetto da chicco a chicco è nato nel 2011 grazie a una convenzione tra Nespresso, CIAL, il Consorzio Italiano degli Imballaggi in Alluminio, Utilitalia, che rappresenta tutti i gestori ambientali, e CIC. E che cosa succede? Che grazie a una rete di punti di raccolta distribuiti su tutto il territorio nazionale, i nostri consumatori possono riportare le capsule di caffè Nespresso post consumo in questi punti di raccolta. Le capsule vengono così trasportate a un impianto che, grazie a una tecnologia innovativa, separa l'alluminio dal caffè. L'alluminio viene recuperato e riciclato all'infinito in fonderia, dando origine a nuovi oggetti, ad esempio le scocche delle automobili, le biciclette. Il caffè viene trasformato in compost, il compost fertilizza le risaie, il riso che ne viene prodotto Nespresso lo riacquista e lo dona al banco alimentare. Quest'anno doniamo il riso non solo al banco alimentare della Lombardia ma anche dal Lazio. Questo perché? Perché ogni anno i nostri consumatori sono sempre più ingaggiati ed è grazie a loro che ci riportano quantità sempre maggiori di capsule presso i punti di raccolta. Come vi dicevo, è un progetto virtuoso, ma veniamo a noi, veniamo ai dati. Il Veneto rappresenta una regione molto importante per questo progetto. Pensate che se parliamo a livello nazionale, questo progetto copre 71 città e 118 punti di raccolta, di cui 26 sono proprio in Veneto, e nel 2019 abbiamo recuperato 1335 tonnellate di capsule OSA, 52 proprio in Veneto. Quindi ecco, visto che siamo ad Ecoforum Veneto, ci tengo a ringraziare tutti coloro dei gestori ambientali che trasportano le nostre capsule e comunque anche a tutti i nostri consumatori, grazie, che rendono possibile questa storia magica. La crescita nazionale è del 31% rispetto all'anno precedente. Il Veneto dimostra questa crescita anche lui e dà un contributo fondamentale. Però ecco, noi non ci siamo fermati al progetto da chicco a chicco, che comunque comporta un impegno da parte dei nostri consumatori. Nel 2017 abbiamo avviato un test nell'area di Lecco Monza Brianza, dove i nostri consumatori possono conferire le capsule di caffè post consumo direttamente a casa nel sacco della raccolta del multimateriale leggero. Questo perché i gestori che sono SILEA e CEM possono portare poi il rifiuto urbano a un impianto di selezione a verderio inferiore, che è l'impianto di Seruso, che riesce a separare l'alluminio piccolo e leggero e a recuperarlo grazie a una corrente di Focolta, un magnete. Quindi le soluzioni tecnologiche ci sono, e quello che io vi posso testimoniare è che nel sottovaglio, dove noi recuperiamo a Seruso le nostre capsule, c'è un mondo di alluminio piccolo e leggero. Quindi mi sento anche di fare una call to action, visto che siamo in Veneto, a SESA e comunque a tutti gli altri stakeholder che hanno degli impianti di selezione, che possono davvero valutare se contribuire a questo progetto, anche perché noi siamo convinti che la sostenibilità sia un valore imprescindibile, che le aziende possono fare una grande parte, la loro parte, ma noi abbiamo avuto bisogno delle istituzioni, perché durante il nostro viaggio abbiamo incontrato delle difficoltà. Abbiamo incontrato delle difficoltà burocratiche, ad esempio l'identificazione di un CER univoco per questa tipologia di rifiuto che noi siamo in grado di recuperare e riciclare. E quindi colgo anche l'occasione per ringraziare le istituzioni, il Ministero, il senatore Ferrazzi che ha supportato il progetto, e anche Legambiente che ci ha permesso di valorizzarlo e di sciogliere questo tema burocratico, accelerando il nostro viaggio verso la sostenibilità. Grazie davvero di cuore a Marta Schiraldi anche per la sintesi a cui ci costringe, ma è efficace questa maratona che stiamo facendo qui con la quinta edizione dell'Ecoforum Veneto. Concludiamo l'ultimo intervento, prima poi di passare la parola a Chiara Martinelli e ai suoi ospiti per il commento a questa sezione,
con Giovanni Teodorani Fabbri, General Manager di Fatersmart, che è collegato con noi. Prima di ascoltarla, primo impianto al mondo di riciclo di pannolini, che è proprio in provincia di Treviso. Ne servono molti altri di questi impianti, e come si fa a realizzarli con il consenso dei cittadini? Sì, buonasera, innanzitutto grazie dell'attenzione. Serve sicuramente il consenso da parte dei cittadini, servono delle autorità locali che introducano la raccolta differenziata e che promuovano, come nel caso poi di Treviso e nel caso del nostro partner contadina, attività virtuose che consentano di dare luogo a questo esempio unico al mondo di economia circolare. È l'unica tecnologia al mondo in grado di riciclare completamente i pannolini usati, evitandone il conferimento in discarica e permettendo di recuperarli tramite materie prime seconde che possono essere usate in molteplici applicazioni. Noi abbiamo già partnership in atto, tra l'altro quello che serve anche partnership con operatori, con l'industria, per dare sbocco all'output del nostro processo di riciclo. Abbiamo partnership in atto con l'Ecozema di Ernido Marana, ma presto, una volta che otterremo l'autorizzazione ad operare su scala industriale presso l'impianto di Contadina, potremo annunciare anche nuove partnership che ci permetteranno di valorizzare l'output del nostro processo. Ad esempio, presto annunceremo accordi in esclusiva con importanti player del settore come Saci per l'utilizzo della cellulosa nell'industria delle cartiere. Quindi serve sicuramente il supporto, la spinta da parte dei cittadini e il supporto da parte delle autorità locali per l'introduzione di raccolta differenziata e l'ottenimento di autorizzazioni che ci consentano di impiantare in quanto più maggiori regioni possibili il nostro impianto. Pensate che, e questo per il bene non solo dell'ambiente ma anche dell'economia, qualora la nostra tecnologia fosse estesa a tutto il territorio nazionale, una tecnologia che, come ricordato, adesso è attiva solo in Veneto, qualora fosse estesa a tutto il territorio nazionale, permetterebbe di evitare ogni anno il conferimento in discarica di volume di rifiuti pari circa 3 volte il Colosseo, o di evitare le emissioni climalteranti prodotte da più di 115.000 automobili. Ma non solo, permetterebbe, qualora, ripeto, fosse estesa a tutto il territorio, investimenti per circa 300 milioni di euro, turnover annui, anche questi nell'ordine di centinaia di milioni di euro, e la creazione, un aumento significativo con la creazione di posti di lavoro nell'ordine delle migliaia. Sono numeri straordinari quelli che ci ha raccontato Giovanni Teodorani Fabbri, che ringrazio davvero di cuore per questo suo intervento. Ho una piccolissima domanda da farle, magari una risposta sintetica, però mi interessa. Ma che piani di investimento avete per i prossimi anni, se non è un segreto? Beh, come capirà, puoi immaginare che sono piani coperti da riservatezza. Il nostro obiettivo è portare la nostra tecnologia nella maggior parte possibile del territorio italiano, ma non solo. Non solo, noi adesso abbiamo discussioni in atto anche con diversi operatori all'estero per portarle in quanti più mercati possibili all'interno dell'Unione Europea e non solo. Grazie per la risposta, che ci dà anche un orizzonte di investimenti per un'azienda importante che ha scommesso in Italia, ha faticato per realizzare questi interventi. Io vorrei coinvolgere, prima di lasciare appunto la parola a Chiara Martinelli e a Nicola Finco, di nuovo il senatore Andrea Ferrazzi, perché è stato chiamato in causa anche da Marta Schiraldi, che ne ha riconosciuto il lavoro. Ecco, se dovesse dirci, lo ha accennato già nel suo primo intervento, senatore, quali sono le più grandi difficoltà che incontra la politica per rispondere tempestivamente a queste domande che vengono dall'economia, ma anche dai cittadini, perché i cittadini guardano con grande favore all'economia circolare? Ma sono di svariate nature. Per esempio, la grande difficoltà del fatto che tutta la gestione dei rifiuti ha dei grandi margini, soprattutto ha dei grandissimi margini nel momento in cui non si seguono le norme, e quindi in questo settore si introduce, rischia sempre di introdursi la criminalità letteralmente organizzata, anche di stampo mafioso, non solamente al sud ma anche nelle regioni del nord, come ormai è ampiamente verificato in Emilia Romagna, in Lombardia e in Veneto. Io da poco ho finito la missione di verifica della situazione della Sicilia, prima orientale e poi occidentale, e lì ho proprio visto, purtroppo con i miei occhi, come c'è
un ordine nella disorganizzazione dell'ordine. Ogni volta che c'è anche un singolo impianto che parte, questo impianto va a fuoco. Ogni volta che c'è un meccanismo che inizia a funzionare, questo meccanismo viene fatto saltare. E su questo naturalmente ci deve essere una grandissima attenzione dal punto di vista politico, culturale e dal punto di vista, come c'è, delle forze dell'ordine e della magistratura. Poi c'è l'assenza totale in alcune aree proprio di un piano industriale per la gestione dei rifiuti. Se lei legge per esempio la relazione del procuratore generale della direzione investigativa antimafia nazionale, definisce l'assenza di piani di rifiuti, di rigenerazione di rifiuti, di riciclo di rifiuti, è uno dei motivi di fondo per cui appunto le varie criminalità riescono a organizzarsi. Poi ci sono problemi di altro ordine, ci sono anche pregiudizi secondo me da superare dal punto di vista della tecnologia. La tecnologia è un fatto positivo, dopodiché dipende come viene utilizzata naturalmente, ma se io ho la possibilità di fare un coltello è positivo, perché col coltello posso tagliare il pane e distribuirlo a tutti. Certo, con un coltello si può fare anche del male, ma il problema non è il coltello, il problema è l'utilizzo del coltello e quindi della cultura che ne guida l'utilizzo. Allora la tecnologia può essere assolutamente alleata alla rigenerazione. La tecnologia è alleata alla gestione dell'ambiente. Io nei mesi scorsi, poco prima del lockdown, ho fatto una visita a tutti gli impianti più importanti nel Nord America, Stati Uniti e Canada, e ho visto per esempio con i miei occhi e ho visitato e ho a lungo approfondito insieme ai responsabili della facoltà di Berkeley dei nuovi materiali. Lì è una facoltà straordinaria, tra l'altro guidata da un indiano il cui padre ha studiato il Politecnico di Torino, e il capo progetto dei nuovi materiali è un'italiana siciliana laureata in fisica a Roma, che poi si è trasferita. E tutto torna, senatore Ferrazzi, no? Tutto torna, è così. Esatto. Stanno studiando, e chiudo, dei materiali bidimensionali, cioè materiali che hanno lo spessore di un atomo, i quali possono essere usati e riutilizzati a mo' di Lego per produrre qualsiasi tipo poi di fibra o di altro genere. Alla fine dell'utilizzo questi vengono semplicemente scomposti, non c'è né più. Lì davvero c'è il waste, zero waste e via dicendo. Cioè la tecnologia ben utilizzata è amica, questo preconcetto va superato. Assolutamente sì, grazie al senatore Andrea Ferrazzi. Prima di lasciare la parola a Chiara Martinelli, ne approfitto per comunicarvi: il senatore Ferrazzi è vicepresidente della Commissione Ecomafia, che l'11 dicembre presenteremo a Roma il rapporto Ecomafia di Legambiente. Prego Chiara Martinelli. Una battuta per Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale, sulla proposta di legge dell'economia circolare dal punto di vista veneto, visto che siamo un'eccellenza. Un'impressione, una battuta, grazie. Diciamo che a seguito di quel documento che citavo prima, approvato nel luglio scorso, che guarda ad un Veneto sostenibile in base anche a quelle che sono le linee dell'Unione Europea, ha deciso in particolar modo il Presidente di presentare questo progetto di legge, che è un progetto di legge base ovviamente sull'economia circolare, aperto ovviamente ai consigli che vorranno dare tutti i portatori di interesse, da ovviamente gli amministratori comunali, al mondo delle imprese, al mondo ovviamente dell'associazionismo e quant'altro. Quindi è un testo base che va in quale direzione? Ovviamente nel pianificare lo sviluppo dell'economia di questa regione in maniera sostenibile, attraverso tutta una forma di incentivazioni per l'economia circolare, grazie a politiche che possono prevedere sia delle misure che vadano a defiscalizzare, a prevedere delle agevolazioni fiscali per quelle imprese che decidono di investire in questo mondo, ma ricordiamoci che a breve inizieremo a parlare della nuova programmazione dei fondi comunitari, quindi la Regione avrà un ruolo ovviamente importante assieme allo Stato per decidere quali finalità e in base a cosa investire queste risorse. Inoltre sarà fondamentale accompagnare tutto il mondo dell'impresa, quindi è fondamentale l'informazione e la formazione delle imprese, e ovviamente siamo in una regione che ha tre importanti poli universitari, e quindi su questo noi dovremmo fare leva nei prossimi anni per lavorare con loro, visto che le università si sono già messe a disposizione per elaborare tutta una serie di strategie e di linee programmatiche. Noi abbiamo già presentato al governo centrale, attraverso un lavoro che abbiamo fatto nei scorsi mesi in merito al recovery plan,
oltre 130 progetti in materia sostenibile che riguardano tutti i settori dell'amministrazione regionale, per un totale ovviamente di 23 miliardi che non so se arriveranno da qua al 2030, però una grossa fetta di questi investimenti noi li prevediamo sull'economia circolare, quindi non ne arriveranno 23, ne arriveranno 10 piuttosto che 5, però ovviamente nella pianificazione della regione c'è una forte volontà di investire su questo settore strategico. Basta solamente pensare che cos'era 20 anni fa la raccolta differenziata, da noi non era conosciuta, tutti noi gettavamo i nostri rifiuti all'interno di un unico contenitore. Oggi, dopo 20 anni, il Veneto è un modello, ma soprattutto la popolazione ha fatto anche un salto da un punto di vista culturale, cioè oggi differenziare è un qualcosa di automatico, che ognuno di noi fa all'interno della propria azienda piuttosto che della propria famiglia, e l'economia circolare deve essere vista come ovviamente una novità che non può essere sviluppata dalla sera alla mattina, ma con un percorso che coinvolge tutta la società, in primis ovviamente il mondo dell'impresa, ma anche i semplici cittadini. Riusciremo nel giro di qualche anno sicuramente a mettere delle buone basi per dare una risposta concreta al nostro territorio. Bene, grazie Nicola Grazie a voi Finco. e grazie dell'invito, ringrazio anche Luigi perché mi ha fatto veramente piacere partecipare. Grazie. E prima di passare alla terza sessione lanciamo un video, un contributo di Eleonora Di Maria, professoressa di Economia e Gestione delle Imprese all'Università di Padova. Non soltanto per le imprese ma per il territorio del Veneto e per la stessa società e l'economia civile. È un'opportunità sia da un punto di vista dell'innovazione, perché attraverso il riuso e soprattutto il riciclo è possibile dare vita nuova ai materiali e prodotti, quindi rappresenta un'opportunità di crescita, ma è anche un'opportunità per lo sviluppo economico, perché si generano nuove imprese, c'è la possibilità quindi di alimentare la crescita, ma diventa anche un modo per rendere più inclusivo il mondo del consumo. Attraverso l'economia circolare i consumatori possono essere una parte attiva di questo processo e possono mettere in moto anche intelligenze di natura collettiva con la loro creatività. L'economia circolare allo stesso tempo rappresenta una traiettoria non soltanto veneta e italiana ma anche internazionale. Abbiamo visto che con le politiche a livello europeo c'è una forte attenzione verso l'economia circolare come strumento di crescita, attraverso la possibilità di combinare innovazione tecnologica, innovazione nei materiali, innovazione nel senso che si dà ai prodotti, quindi una logica anche di riconoscimento diverso e più attento a quello che sono le scelte di consumo, e allo stesso tempo può rappresentare una forte leva competitiva, soprattutto in un contesto come quello attuale in cui si cercano nuove direzioni di sviluppo messe in crisi da quella, dallo scenario della pandemia. L'economia circolare rappresenta non soltanto un'opportunità ma anche una sfida, in particolare per le imprese, perché devono costruire una serie di collaborazioni col mondo della ricerca, con il mondo delle organizzazioni no profit, con la pubblica amministrazione, per cercare di trovare vie efficaci per la raccolta e la gestione e il riuso dei materiali. Allo stesso tempo l'economia circolare può costituire una sfida, perché significa andare a ricreare in maniera nuova le filiere che sono al momento delle filiere consolidate.